Il vero problema di avere un futuro significa dover accettare la sfida della sostenibilità, la sfida delle nuove tecnologie, ma nello stesso tempo bisogna anche riuscire a continuare a produrre quello che è il business attuale e in questo cambiamento, che dovrà essere continuo, non più atteso, bisogna cercare di trovare la forza per farlo, quindi il credito diventa una delle necessarie strade su cui ogni impresa deve muoversi. Grazie a questa occasione che oggi con Centrobanca abbiamo iniziato a mettere sul tavolo, pensiamo che oltre a stimolare quello che è già un'azione quotidiana da qualsiasi media, da qualsiasi possibilità di confronto anche con gli altri imprenditori, qua abbiamo anche la possibilità di portare una risorsa sul tavolo di chi vuole investire, di chi vuole avere un futuro, perché chiaramente questa è un'occasione che probabilmente creerà qualche sconforto e anche qualche voglia di uscire dalla sfida dell'impresa, ma noi lavoriamo perché ci sia sempre un futuro.